Varata ieri presso i cantieri navali di Palermo della Fincantieri la nave Qatar. Al battesimo dell'acqua della nave militare erano presenti il presidente della regione Renato Schifani, il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, il vice primo ministro e ministro della difesa del Qatar Khalid bin Mohammed, l'amministratore delegato della Fincantieri Pier Roberto Folgero e gli assessori regionali alle infrastrutture Alessandro Aricò, attività produttive Edita Maio, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e numerose autorità locali del Qatar e rappresentanti delle forze armate. Un cantiere di eccellenza straordinaria, degli uomini e delle donne che lavorano in maniera professionale a livello amministrativo, a livello operaio, naturalmente a livello tecnologico. Crediamo nello sviluppo di questa nostra terra, anche la Regione darà lavoro ai cantieri con importanti commesse e quindi celebriamo questo. Sono oggi veramente orgoglioso, da Presidente della Regione siciliana, di essere qui a testimoniare la presenza della Regione e l'orgoglio dei siciliani.